Massimo Taccalide, ci avevi già preannunciato che sarebbe stata una stagione difficile. Sicuramente sì, ovviamente abbiamo delle assenze importanti, quella di mio nipote Riccardo Ramadori, in avanti, abbiamo il laterale Luca Taccalide, mio nipote lo stesso, diciamo un po' tutti in famiglia. No, senza niente togliere a chi è che gioca adesso con me, chiaramente abbiamo perso un po' in velocità a livello di gioco. E chiaramente quando incontriamo una squadra veloce come quella di questa sera andiamo in difficoltà. Abbiamo avuto problemi fisici, abbiamo giocato con 4 portieri, siamo stati purtroppo capaci di giocare senza portiere 4-5 partite, ci troviamo un po' penalizzati lì giù intorno alla metà classifica. Quest'anno è un campionato un po', come ho detto, difficile, cercheremo di finirlo con più onore possibile. A ritorno tornerà anche Riccardo, magari qualche punto in più lo faremo. Comunque siete stati in partita fino all'inizio del secondo tempo, dove dopo però vi siete sciolti proprio come nella neve al sole. Ci siamo illusi sul vantaggio del 3-2, ci siamo un attimo illusi, sì, vero, veramente, non soltanto che non abbiamo neanche avuto l'occasione di organizzarci a livello difensivo, perché abbiamo preso subito il 3 pari, con un rimparo fortunoso di loro che poi hanno tirato al volo. Hanno fatto subito il 4-3, poi abbiamo avuto, diciamo, 4-5 minuti di follia in cui loro praticamente hanno giocato tutto di prima, hanno fatto quei 3-4 gol che sono andati sopra. Hanno chiuso in quei 5 minuti. Sì, sul 7-3 si è chiusa la partita, poi tutto il resto ormai è cronaca, ormai chiaramente moralmente la squadra è scesa e abbiamo preso anche parecchi gol. Comunque onore all'Atletico Castelfidardo, hanno fatto un'ottima partita, hanno giocato benissimo, sono un'ottima squadra, credo che arriveranno ai playoff perché sono una buona squadra. Ok, abbiamo perso con onore con una buona squadra. Voi l'augurio per risalire la classifica? Sì, sicuramente ci proveremo, almeno a avvicinarci a loro. Cercheremo di farlo. Insomma. In bocca al lupo, grazie. Grazie a voi.